d'ingiuri, terra cannamuri, tu diventi tagliari e li dabbiditti, li fanno tornare e resto qua. Resto qua, terra mia. Canicattì. Dopo la crisi idrica che nel 2024 ha messo in ginocchio il territorio, cresce la tensione tra i cittadini e il Consorzio Provinciale delle Acque AICA. Sul tavolo delle trattative di servizi, reti colabrodo, la continua dipendenza dalle autobotti e un obbligo di allacciamento senza certezze né garanzie. Per fare chiarezza su questa vicenda incontriamo oggi l'avvocato Lo Giudice, che insieme al collega Licalzi si è messo a servizio dei cittadini per difendere i loro diritti. Terra cani senti, cani sai capire. Avvocato, lei è diventato il volto della resistenza legale a Canicattì, ma facciamo un attimo un passo indietro per chi non la conosce. Come nasce il suo impegno civile e che cosa l'ha spinta come professionista a mettere le sue competenze a servizio di una battaglia così dura come quella contro il Consorzio delle Acque AICA? Sì, intanto buongiorno a chi ci ascolta, grazie per darmi questa possibilità. In realtà il mio impegno civile e politico nasce già da quando frequentavo le scuole superiori, quindi ho sempre avuto la passione per la politica e per l'impegno civico. Ho fatto il consigliere comunale, il consigliere provinciale, il presidente del consiglio provinciale per un po' di tempo, poi mi sono dedicato più alla professione e da un po' diciamo, abbiamo ripreso questa attività attraverso anche un impegno sociale con il Banco Alimentare a Canicattì, con il sostegno alle persone più deboli, però più che altro questo è stato sempre qualcosa di privato, non volto, diciamo così, al riconoscimento pubblico. La vicenda che invece riguarda AICA, noi non siamo assolutamente contro AICA, noi siamo a favore dei diritti dei cittadini, che è una cosa molto diversa. Certo, facendo la professione di avvocato di solito si è contro qualcuno o a difesa di qualcuno, se si parla del diritto penale. Nel nostro caso siamo a difesa del diritto del cittadino. Come nasce? Io l'ho già detto, un giorno mio fratello mi chiama e mi dice che mia madre non può lavarsi perché purtroppo non avevano più risorsa idrica, non avevano più acqua. Mia madre ha 82 anni, sta in casa da qualche anno e non è autonoma. Quindi ho cercato di capire che cosa stava succedendo e parlando con tanti cittadini che mi onorano della loro amicizia, parimenti mi accorgo che anche il mio amico da sempre e collega Fabio Licalzi stava intraprendendo anche lui questo percorso, ci siamo parlati e abbiamo pensato di avviare questa situazione. Contemporaneamente, purtroppo, devo dire, assistevo a delle trasmissioni, a delle dichiarazioni, a delle cose che riguardavano AICA per bocca della sua presidente e mi sono reso conto che c'era qualcosa che veramente era antipatico, cioè eravamo oltre che senza acqua anche mazziati. Dico no, non è possibile, cioè questo non è un paese dove c'è il sommerso, di questo si parlava, dove bisognava comunque, questa città appariva come una città di gente che non aveva legalità, che non viveva nella legalità. Magari è stato non do malafede alla Presidente Nobile in questo, ma probabilmente nel modo in cui queste cose venivano comunicate lasciavano pensare a tutta Italia, perché andavano su Rete 4 e su Canale 5, facevano addirittura forse su Rai 3, se non vado anche, se non erro, facevano pensare all'Italia che questo fosse una città di indiani con le frecce ancora nell'arco, che invece in realtà era tutto diverso. Una rete idrica fatiscente che AICA non aveva provveduto da anni, forse da Girgenti Acqua in poi, a manutendere. Lì entreremmo nel discorso chi gestisce e che cosa gestisce chi, perché quando il comune comunque gestiva l'acqua era diverso rispetto da quando ci sono i gestori privati. Allora la cosa cominciò a prendere, diciamo, una certa piega. Onestamente una giornata ho avuto una reazione che ogni tanto mi capita di avere,
una sorta di sussulto di orgoglio e ho rilasciato si chiama post su internet, cioè su Facebook. Io sono poco pratico di queste cose, e da lì è venuto fuori il fatto che la città, i cittadini hanno cominciato a seguire questo percorso. Ci siamo resi conto che AICA non voleva sentire, pensavamo che non volesse sentire, e quindi abbiamo avviato una raccolta firme per ottenere la documentazione da parte di AICA, che intanto ci chiedeva di sottoscrivere contratti, di fare contratti per le campagne che comunque dove si sapeva che non c'era, che non ci sono e che non c'è la rete idrica, e c'è tutta una serie di cose che mi facevano pensare e mi fanno pensare ancora oggi che ci fossero tante inadempienze da parte dell'ente gestore. Per cui dico, scusatemi, c'è gente senza acqua che passa per essere gente poco seria, poco per bene, e invece dall'altra parte ci sono mille inadempienze. E da lì è iniziato il percorso che ci porta oggi a dire che le inadempienze sono molto di più di quelle che pensavamo all'inizio, perché poi, come fanno tutti i professionisti, mi sono messo a studiare insieme, ripeto, al collega Licalzi, abbiamo deciso di fondare questo comitato che si chiama Azione Civica, e abbiamo ottenuto, diciamo così, chiamiamolo successo, ma in realtà è un insuccesso isperato, sono venuti a firmare 3.500 cittadini per una città come Canicattì, dove onestamente non c'è mai così forte la partecipazione per queste cose pubbliche, perché questa è una città riservata, fatta di gente per bene, fatta di imprenditori seri e molto laboriosi, che l'hanno fatta diventare nel tempo una delle prime 100 città d'Italia, che l'hanno fatta diventare uno dei centri più importanti della Sicilia, e che certamente è stato punto di riferimento di tutto questo Interland. Quindi, a fronte di questo insuccesso, perché se ci sono 3.500 persone che vengono a firmare, vuol dire che la pubblica amministrazione e comunque il gestore AICA ha fallito, ha miseramente fallito, e allora ci siamo resi conto che era il caso di andare avanti con questa situazione. E da lì nasce la risposta alla domanda: è da dove nasce? Da lì. Prima di Canicattì c'è stata la sua esperienza a Camastra, nel comune di Camastra, come consulenza. Sì. Cosa ha imparato da quel piccolo comune nella gestione delle acque? Quali sono le verità che ha scoperto e che oggi sta ritrovando forse in forma peggiore qui nel comune di Canicattì? Io mi permetto di dire che Camastra, seppure è un piccolo comune come popolazione, in realtà è un importante comune, perché è uno di quei comuni che ha avuto modo di essere anche trainante in questa provincia. Io ho solo un ricordo vago, ma ricordo l'onorevole Di Caro, che per Camastra è stato un punto di riferimento importante, e che ha realizzato comunque in una piccola città, ecco l'importanza della politica fatta per il territorio. Esatto. Ha dato a quella cittadina, piccola cittadina, una piscina comunale, delle strutture, un bellissimo comune, c'è una sala convegni importante, cioè ci sono una serie di cose che in un piccolo comune, un gioiellino, diciamo così, realizzato, che però stava soffrendo anche lì mi permetterete, speriamo di non beccare un'altra diffida, l'aggressione della corretta legale da parte dell'ente, che voleva appropriarsi legalmente, ripeto, voleva prendere le acque pubbliche, quindi l'acqua di questo bel pozzo di proprietà del comune di Camastra, voleva apprenderlo a sé e quindi andare ad organizzare anche lì la distribuzione. Cosa ho appreso? Ho appreso una cosa molto importante, anche una lezione di vita. Io ho dato delle informazioni giuridiche, sono stato chiamato come consulente, abbiamo fatto un percorso, quel percorso credo che sia andato positivamente bene, perché ancora oggi comunque quel comune gestisce la propria acqua. Ho appreso che con le persone bisogna parlare. Lo sapevo perché la mia esperienza in politica mi ha portato sempre ad avere un buon rapporto con le persone, nel giusto e nel non giusto, però le persone bisogna ascoltarle senza gridare, senza arrogantemente arroccarsi sulla propria posizione, e hanno rappresentato l'esigenza di voler continuare con quel metodo, perché era un metodo che funzionava. Avevano l'acqua, hanno l'acqua, ritengo ancora, perché non so più di questa vicenda da un paio d'anni, ma credo che sia ancora tutto così. Un'amministrazione che è stata attenta in quel momento a difendere la propria cittadinanza. Ho appreso che ci può essere una bella unione, un bel afflato tra la cittadinanza e la pubblica amministrazione. Diciamo che ho avuto questa conferma che quando tu parli con i cittadini e ascolti le loro esigenze, certamente ne trai solo vantaggio e amministri meglio la tua città.
Certo, perché da un lato sono le leggi, però dall'altro c'è anche il fatto che è La importante. legge va sempre rispettata. Va sempre rispettata, però è anche giusto che se una legge è sbagliata ci si rende conto che una legge è sbagliata. Posso introdurmi in questo ragionamento? Mi perdoni se io ogni tanto la interrompo, mi No, scuso, no, però anzi, mi no, dà, no. mi dà spunto. La legge non è mai sbagliata, in teoria, perché si fa ovviamente per la totalità delle persone. Poi bisogna calarsi nelle singole realtà, ma questo vale per le leggi penali come per le leggi civili, come per le leggi amministrative. Se la legge che riguarda l'introduzione dell'ambito e del servizio idrico integrato magari è ottima per le città del nord Italia, è buona per le città del centro Italia dove l'acqua è abbondantissima, possibilmente non è così buona per le realtà del sud Italia dove le reti idriche sono fatiscenti, i collegamenti tra i vari bacini idrici non sono completati, oppure ci sono delle mancanze, oppure ci sono dei disservizi, dove le reti idriche comunali spesso non sono, diciamo, modernissime, dove bisognava farsi prima un intervento per riorganizzare la distribuzione idrica e quindi a quel punto andare a applicare quella norma che nella teoria è buona, perché significa, e questo lo voglio spiegare meglio a chi ci ascolta ma anche a chi deve provvedere, l'equilibrio tra cittadini di una stessa provincia non significa che in un paese si prendono 200 litri di acqua al giorno a persona e in un altro 15. Significa che ci può essere una differenza di 10-15 litri, cioè io ne prendo 200, faccio un esempio, a Sciacca ne prendo 200, non so, non voglio dare, Sì. no, È mi solo, becco una denuncia. è solo un esempio, è solo un esempio. E dico io delle denunce quando magari si sbaglia si paga, per carità, se sbaglio pago, però dico, minacciare querele, denunce, cose in una discussione del genere, insomma, è veramente stucchevole. Allora dico, se magari a Sciacca c'è una dotazione idrica di 150 litri a cittadino, a Canicattì ce ne devono essere 130, non ce ne possono essere 20-30 a Canicattì, che magari forse addirittura in alcune occasioni 15, e in un'altra città limitrofa o più distante della stessa provincia, dello stesso ambito 200. La legge che prevede appunto l'istituzione degli ambiti e che prevede l'istituzione del servizio idrico integrato vuole che si ottimizzi il servizio, anche a costo, scusate l'allitterazione, di costare di più, perché in realtà il costo del servizio idrico integrato costa di più proprio perché si tende a riequilibrare i disequilibri tra le varie popolazioni dello stesso ambito e quindi magari c'è un costo per spostare l'acqua che è quello della corrente elettrica, c'è un costo per spostare l'acqua della realizzazione di una tubatura diversa. Tutti questi costi poi vanno in tariffa e sono quelli che poi ci alzano magari il costo. Però se a quel punto c'è un sacrificio per chi aveva una dotazione maggiore, c'è un beneficio per chi aveva una dotazione minore. Questo ci porta a che cosa? Alla realizzazione di quello che è la vera volontà del legislatore, che voleva questo. Ad oggi questo non c'è. L'azione civica è un movimento che ha raccolto migliaia di firme, come Sì. ci diceva prima. Ci racconti il momento in cui ha capito che la protesta spontanea della gente non bastava più e che bisognava portare la battaglia proprio nelle aule del tribunale? E qual è stata la goccia proprio che ha fatto traboccare il vaso? Come le dicevo, la consapevolezza che questa situazione fosse ormai scoppiata l'abbiamo avuta quando ci siamo accorti che c'era molta gente che sui social in particolare si faceva sentire e che non c'era una risposta del gestore. Allora io ho pensato, se uno si lamenta è un caso, se due si lamentano è un caso maggiore, ma se 500-600 si lamentano c'è un problema. Certo. E lì alla fine del percorso, chiaramente questo non è un argomento che abbiamo scoperto dall'oggi al domani, che ci fosse il disservizio idrico lo abbiamo sempre saputo, ma questa, ripeto, è una città di gente per bene, anche lo dico in siciliano, qualcuno mi rimprovera che ogni tanto utilizzo un po' il nostro dialetto, di gente pazienziosa. La gente pazienziosa cosa ha fatto in questi anni? Si è creata le cisterne, si è create le vasche, si è creati gli accumuli, c'è gente che quando arriva l'acqua si riempie le vasche come faceva mia nonna 50 anni fa, io me lo ricordo a Caltanissetta, dove l'acqua c'è sempre stata tra l'altro. Ci sono addirittura persone che si riempiono le bottiglie, ma non per usarle come si pensa per bere, Per lavarsi. per lavarsi, per buttarle nel bagno e cose di questo tipo. Quindi
il ragionamento era quello di capire fino a che punto oggi questa città fosse stanca di dover essere pazienziosa, e abbiamo scoperto che non lo è più. E quindi abbiamo scoperto che a volte bisogna, lo dicevo io in uno di questi video che ho pubblicato, si vis pacem para bellum, se vuoi la pace, quindi se vuoi ottenere il tuo diritto, preparati e fai capire che sei pronto alla guerra. Noi siamo stati pronti, abbiamo sentito l'esigenza di organizzare appunto questo movimento, che in realtà è un comitato, quindi proprio il minimo, cioè il codice civile dice qual è la prima forma di aggregazione umana, il comitato, cioè il più basso di tutti. E in questo, che è il più basso di tutti, andiamo a raccogliere 3.500 adesioni, che formano un comitato civico che si fa sentire per che cosa? Per avere gli atti. Intanto vogliamo gli atti. Da quegli atti, chiaramente, anche se buona parte sono conoscibili attraverso la cosiddetta amministrazione trasparente, quindi attraverso i siti, li abbiamo rintracciati, altri ce li avevano, altri qualcuno ce li ha favoriti, nel senso buono del termine, ce li aveva e ce li ha portati. A quel punto capiamo che c'è la necessità di andare anche in tribunale, non solo in tribunale, ma anche in tribunale, perché io ho diviso, proprio ieri abbiamo fatto un'altra intervista con l'avvocato Licalzi e abbiamo come dire, quasi giocando a poliziotto buono, poliziotto cattivo, o meglio, avvocato buono, avvocato cattivo, abbiamo spiegato meglio che noi abbiamo 2, forse 3 linee che stiamo seguendo. Quella che è la linea di azione civica, che è un'azione popolare che intende risolvere il problema idrico dell'approvvigionamento giornaliero, quindi accesso agli atti, quindi capiamo perché, cerchiamo di fare aumentare la dotazione idrica, che devo dire già oggi è aumentata, non è merito nostro, non ci interessa, i meriti non sono di chi se li prende, i meriti sono nei fatti. I fatti quali sono? Poi ritorno, io sono un po', quando lo dico spesso, dislessico nelle risposte, scusate, mi faccio prendere poi dal ragionamento. Intanto abbiamo ottenuto una dotazione idrica maggiore, di chiunque sia, diciamo, il merito è comunque un merito, diciamo, di valore importante, perché è stato aumentato l'approvvigionamento. Siamo passati, se non ricordo male, da 64 litri a 100 e qualcosa. Questo consente di avere turni maggiori, più che nella tempistica, nel fatto che un turno che durava 2 ore magari dura 3 ore e mezza. Adesso io dovrei spiegare che significa mandare un turno d'acqua quando i primi prendono l'acqua subito e gli ultimi l'acqua gli arriva dopo un'ora e mezza, quindi i primi si riempiono le vasche e gli ultimi no. Quindi ci sono una serie di cose tecniche che dovremmo spiegare, ma detto questo, intanto c'è una dotazione maggiore e quindi una fornitura maggiore e anche più spesso, assolutamente non sufficiente, assolutamente insufficiente, però migliore rispetto a prima. Diciamo che se prima avevamo un mezzo cracker, adesso abbiamo 3/4 di crackers, ma ancora siamo morti di fame, in questo caso morti di sete. Che la dotazione idrica dovrebbe essere continuativa, noi non cerchiamo la luna, ma almeno ogni 3-4 giorni l'acqua datecela. Poi c'è stato comunque un intervento immediato, grazie anche a qualche simpatico cittadino che si è messo con una sorta di canna da pesca a far finta di pescare dentro una rottura enorme qui vicino in una strada principale. Comunque ci sono stati degli interventi, c'è stato un intervento dopo tanti anni, e devo dire non ci voleva poi una protesta civica così forte per farvi svegliare. Hanno fatto un intervento dove c'è la zona PEP, hanno ritrovato il tubo di passaggio, hanno fatto questo collegamento, stanno facendo questo collegamento, e credo che adesso si collegheranno una parte delle palazzine della zona PEP all'uscita per Agrigento dopo l'ospedale. Ma dico, ci voleva azione civica o ci voleva la pressione di azione civica per fare questo? Non credo. E che evidentemente, siccome purtroppo siamo stati troppo pazienziosi, vabbè, chi c'è su babbe? No, non siamo babbe, siamo persone che comunque hanno vissuto nella speranza che le cose si modificassero da sole. Non è così, e quindi ecco il perché queste cose sono accadute. Questa è, diciamo, la questione di cui possiamo dire. Quindi c'è stato già un miglioramento. Poi c'è, torno alla domanda, quindi l'azione civica tende a ottenere la corretta quotidianità della fornitura. Poi ci sono le azioni giudiziarie che riguardano tutto ciò che per esempio è stato il bonus idrico non riconosciuto, il rimborso delle cauzioni che ancora non è stato fatto, alle famiglie deboli, alle famiglie che hanno un ISEE basso, che vorremmo sapere da AICA se l'ha incassato, ma siccome non abbiamo notizie. Poi ci sono i rimborsi
che AICA deve fare a quei cittadini che durante l'emergenza idrica del 2024 hanno anticipato, perché se il fornitore non fornisce deve sostituirsi e quindi deve pagarlo il trasporto dell'acqua con le autobotti a chi fornisce l'acqua, perché io ti pago un canone, servizio. ti pago un servizio, tu mi devi fornire l'acqua, o me la dai come fa l'Enel, se ti interrompe la fornitura idrica alle grosse aziende gli porta come si chiamano questi che fanno la corrente elettrica? Quindi i generatori. Quindi se i generatori glieli portano, non è che glieli fanno pagare, gli fanno pagare la corrente, non il generatore. Quindi AICA avrebbe dovuto pagare questi autobotti, si sono accordati per un rimborso, ma ad oggi il rimborso non c'è. Pare che sia la protezione civile a dover dare i soldi ad AICA per il rimborso, ma i cittadini che c'entrano? I cittadini hanno speso i soldi, glieli dovete ridare perché ve l'hanno pagata 2 volte così, le bollette e le autobotti. Quindi questa è un'altra azione, diciamo, che faremo come professionisti, che riguarda appunto la giustizia nella gestione del contratto. E poi c'è un'altra vicenda invece che riguarda le modalità con cui questa AICA sta lavorando, perché è una società che ha tutto questo debito accumulato in pochi anni. Noi siamo curiosi e vogliamo cercare di capire che cosa è successo. Tutto questo non è accanimento nei confronti di qualcuno, no, è solo che ogni tanto una parte della popolazione si sveglia e dice: ma scusatemi, mi spiegate dove sono i soldi che io pago con le tasse e come si spendono? Quindi ci sono questioni che vogliamo capire, è il nostro diritto, perché qua ormai siamo arrivati a un punto per il quale se il cittadino chiede qualcosa è come se fosse un delinquente. Come? Come ti permetti di venire a disturbarci? No, noi non La disturbiamo trasparenza nessuno. è un diritto. Deve essere chiaro, non solo la trasparenza, ma anche l'attività che il cittadino può fare di carattere ispettivo. Certo. Io voglio sapere tu che fai. Con i miei soldi, con i miei soldi. Io ti pago, tu devi fare un lavoro, lo fai sicuramente al massimo delle tue potenzialità, ma se il tuo lavoro non funziona, io voglio sapere perché e voglio poter contestare determinate Del cose. resto, in Quindi sono qualsiasi queste. contratto, no, che si fa, se dall'altro lato il servizio non viene fornito. No, qui pare che ci sia la lesa maestà. Cioè quando il cittadino chiede qualcosa c'è la lesa maestà. Peraltro, e questo lo dico polemicamente, la politica agrigentina, a eccezione credo dell'onorevole Cambiano che ha fatto un intervento in Parlamento regionale, la politica agrigentina è rimasta sorda a questo grido di dolore, a questo grido di sete, diciamo così, di una città come Canicattì, che è una delle città più grosse della provincia. Quindi non è che si viene qua, e glielo dico apertamente ai nostri amici deputati, non è che si viene qua solo per chiedere i voti, si prendono e se ne vanno. Cioè, qua c'era l'esigenza di vedervi presenti, anche se anche a non risolverlo il problema, ma una presenza, una dichiarazione, qualcosa. Capisco che è imbarazzante, perché la politica ha creato questo mostro e ha creato anche questa situazione, perché, ma no, ripeto sempre, io non vado per la malafede, io non penso alla malafede, penso alla disattenzione, al fatto dell'abitudine a essere comunque considerati cittadini di serie Z, non di serie C. Allora io dico no, siccome conosco la maggior parte dei deputati regionali e nazionali e so che sono persone anche attente, per bene ed attente, perché abbandonare Canicattì? Cioè, qual è il motivo per cui se succede una cosa ad Agrigento ci sono 100 dichiarazioni, ci sono 100 interventi, se succede a Sciacca altrettanto, ma se succede a Canicattì non si vede, non si sente nessuno? Questa è la mia domanda. Troppo pacenziosi. Sì, è molto troppo pacenziosi. Ora ne stanchiamo, quindi vogliamo forse rimettere mano anche a questo e forse nella prossima occasione magari ci sarà una voce anche canicattinese al Parlamento regionale. Ce lo auguriamo. Lei ha parlato di bilanci, di debiti, di inefficienza di AICA. Con un atto dovuto ha fatto richiesta degli atti per conto dei cittadini firmatari di una petizione che sono stati appunto, come aveva detto poco fa, 3.500. Per tutta risposta l'azienda ha inviato una diffida nei suoi confronti. Cosa hanno cercato di colpire? Ma soprattutto perché un ente pubblico, invece di rispondere ai cittadini sulla mancanza di acqua, decide di attaccare legalmente chi solleva dubbi sulla sua gestione? Si chiama arroganza. Arroganza di chi ancora oggi non capisce che con l'arroganza non si va avanti. E non mi riferisco al direttore generale, mi riferisco alla presidente di AICA, perché io sono abituato a dirle le cose, non a nascondermi dietro un dito. Mandare una diffida a un avvocato, non a Rino Lo Giudice, se fosse stata a Rino Lo Giudice ci poteva anche stare,
ma una diffida a un avvocato da parte di un altro avvocato crea al professionista un grave problema, quello di poter essere chiamato dal proprio ordine per una procedura disciplinare, perché se tu compi reati, che quello è, si preannuncia la commissione di un reato che si chiama diffamazione e quindi l'ordine ha il dovere di chiedere informazioni. Chiaramente questa era una grande sciocchezza. Io anzi ho controattaccato, visto che sono stato attaccato, non è stata solo fatta a me la diffida, anche a una giornalista e a un consigliere, a un bravo consigliere comunale che stava semplicemente mettendo insieme una serie di carte per dire vedete che qua state sbagliando tutto. No, noi abbiamo addirittura attentato al buon nome dell'azienda e della sua presidente. No, è esattamente il contrario. Per cui in quel momento io ho ritenuto non solo di difendere me e la mia moralità e la mia serietà, perché io non apro bocca per dare fiato, apro bocca se penso di avere da dire qualcosa nell'ambito della ragione giuridica, non personale. E siccome ancora oggi non ho ricevuto risposta su quelle che sono le eccezioni giuridiche, le eccezioni di fatto che abbiamo espresso, l'unico modo probabilmente per provare a girare l'ostacolo era quello di dire vedi che li denunciamo. E beh, denunciatemi. Non vedo l'ora, gli ho detto allora, oggi gli dico, siccome abbiamo aperto una nuova fase, faccio finta di dimenticare quel brutto momento. Ma non per me, per loro. Però ancora oggi quell'arroganza continua a esserci, perché se io sento dire che a Canicattì è tutto a posto, e lo dice la Presidente in una ultima intervista fatta in una radio, non so se posso dire quale radio, ma fa una intervista anche in parte simpatica, con un intervistatore simpatico che gli chiede di uscire a cena come prima domanda, dico è stata una cosa simpatica. Io non l'avrei mai fatto, ma non perché non è gradevole, ma perché mi sembrava imbarazzante. Dico, una cosa, sì, stai intervistando la Presidente di un grossissimo ente. Sappiate che AICA gestisce un bacino di utenza di oltre 400.000 persone, quindi non è esattamente da affidare così tanto per dire. Quindi io, a prescindere dalla professionalità che non mi compete discutere, perché c'è un curriculum, c'è stata una valutazione, quindi io parlo del modo in cui ci si interfaccia con la gente. Tu non puoi dire il problema dell'acqua è risolto perché diamo l'acqua ogni 2 o 3 giorni, vero? Ci sono zone in cui l'acqua arriva più spesso perché c'è la dorsale principale, quindi è chiaro che se io devo portare l'acqua da Torino a Milano, passo con una dorsale e poi man mano vado aprendo alle altre cittadine. Se io chiudo il rubinetto della cittadina A, quello che è sulla dorsale comunque l'acqua la prende lo stesso. Quindi quelli che sono, diciamo, sulle linee principali l'acqua la prendono più spesso. Oggi, ripeto, e ringrazio di questo, perché comunque anche un piccolo passo è favorevole, è bello, e io l'ho già detto, ringrazio chi si è interessato, ma anche AICA che ha cominciato a capire che bisognava migliorare il servizio. Bastava dire questo, bastava dire signori miei, ci rendiamo conto che c'è un problema, ma non puoi andare a dire l'acqua è potabile, me la faccio la mattina, mi alzo, prendo la caffettiera, metto l'acqua di AICA nella mia caffettiera e faccio il caffè. Non è vero, o meglio, se è vero buon per lei, io non lo farei mai, perché quello che arriva, io non so se la Presidente di AICA a casa sua ha tubature diverse da quelle che hanno gli altri, ma non è polemica, dico che non si può provocare le persone, perché se da una parte si dice noi al punto di consegna facciamo arrivare l'acqua potabile, se poi le persone al loro interno, nelle cisterne, nelle proprie tubature interne, hanno un problema, allora quello è un problema loro, l'acqua diventa non potabile lì. Ma scusi, signora Presidentessa, ma lei a casa sua che ha tubi diversi di quelli del suo palazzo, lei abita in un palazzo, quindi è perfetta la tubatura del suo palazzo, oppure ha lo stesso problema, quindi come se la beve l'acqua di AICA o come ci fa il caffè? Bisogna dire la verità, l'acqua è nei parametri, probabilmente quando arriva al punto di consegna generale, è nei parametri, si fanno ovviamente le analisi, sicuramente è tutto a posto, regolare, non entro nel merito, ma io domando a lei se la berrebbe l'acqua di AICA? Io non me la bevo, io non me la bevo, non esiste. Quindi se io non me la bevo e altri 30.000 abitanti non se la bevono, tanto che queste sono le nostre zone, sono l'Eldorado di chi fa acqua potabile, di chi imbottiglia acqua, perché qui noi compriamo decine di cassette d'acqua al giorno.
Addirittura c'è chi, come esagera, come si fa anche spesso anche a casa mia, e io dico che quello è un'esagerazione, ci lavano la verdura, che poi viene bollita in acqua potabile, cioè delle Certo, sì, quella bottiglie. delle bottiglie. Cioè noi cuciniamo la pasta, cioè noi quando compriamo un chilo di pasta ci costa 1,20 euro, 1,30 euro, 1,50 euro, quella buona 2 euro, e poi mettiamo dentro la pentola 4 litri d'acqua che ci costano 2 euro Mamma mia. e li buttiamo. Allora, quanto pesa questo nel portafoglio di una persona che paga l'acqua ad AICA e che dovrebbe avere quel servizio di acqua potabile? Perché è già pagato. Allora, invece di dire e di venirci a provocare, perché queste sono involontarie provocazioni, io lo capisco, Anche un po' una mancanza di rispetto, perché chi non lo ha so, il problema ogni giorno ma se c'è una persona che si effettivamente- presenta con una bottiglia di acqua gialla, non può dire chissà quella da dove l'ha presa. Deve dire, signora, mi dispiace. Deve dire, presidentessa, deve dire quella cosa, mi dispiace che ci sia questo. Cerchiamo di capire come risolvere il problema. Non devi dire, no, quella è una bottiglia d'acqua, chissà dove l'hai presa. La gente non si deve provocare. Ho detto poc'anzi sul fatto di Camascia. Gente ragionevole, la gente ascolta, ragiona, a volte si incazza. Ma dico, non provochiamoli appositamente. Certo. Ci stiamo aprendo a un dialogo. Quando si apre a un dialogo, io lo faccio per mestiere. Io sono più bravo a fare le transazioni forse che a fare le cause. Però, voglio dire, se il mio avversario la prima volta mi dà uno schiaffo, la seconda un altro schiaffo, la terza un altro schiaffo, porgi l'altra guancia una volta, dice il nostro Signore, perché poi si è fermato anche il nostro Signore. Alla terza tembolata, no, reagiamo. AICA etichetta come abusivi migliaia di cittadini canicattinesi che non hanno un contratto, negando loro persino le autobotti. Lei però ribalta questa narrazione. Ci spiega perché legalmente l'unico vero abusivo e inadempiente in questa storia è il gestore e non il cittadino che ha sete? Se avessi 2 giorni di tempo, le potrei spiegare il 50% dei motivi, ma voglio farla breve. Intanto devo, per correttezza, perché per adesso c'è il discorso del referendum sì, referendum no, si parla anche del fatto che il pubblico ministero deve trovare anche le prove a discarico, no? Diciamo che non è vero che AICA ha detto che ci sono cittadini illegali. Intanto non è stata AICA, ma è stata la presidentessa che rappresenta AICA. Ha detto che c'è molto sommerso, che è diverso, anche se è un sinonimo di illegalità. Però il sommerso, io ripeto, nell'ambito dell'attuale buonismo che voglio avere in questa storia, perché litigare è bene ma fino a un certo punto, anche se noi continuiamo il discorso legale diverso dall'azione civica, in realtà il sommerso significa che molti cittadini non hanno avuto o si sono distaccati dalla rete idrica e quindi non avevano il contratto. È vero, ma se io pongo la domanda al contrario, se io devo pagare qualcosa che non mi viene fornito e contemporaneamente devo andare ad approvvigionarmi a mie spese della stessa cosa, quindi se io non ho l'acqua dal tubo di AICA, scusate lo dico un po' banalmente, sì, no, ma e mi devo andare a prendere un'autobotte d'acqua a mie spese, perché devo stare allacciato con AICA? La gente, tra l'altro, non è che fa tutta l'avvocato o è tutta commercialista o è tutta gente che comunque ha studiato come funziona la legge. La gente non ha neanche idea che comunque deve pagare lo smaltimento in fognatura. Per cui vede che non arriva l'acqua, ha bisogno dell'acqua, fa il distacco e si prende l'acqua dell'autobotte. Quindi non è un sommerso, anche lì è un urlo di dolore. certo. Ecco perché io ho ribaltato la questione. Sei tu a essere inadempiente. Allora spieghiamo alla gente cosa deve fare e perché deve comunque fare dei ragionamenti, ma spieghiamogli anche che il servizio idrico prevede una serie di voci nella fattura. Allora togliamogli quelli che sono i servizi di rete perché non fornite l'acqua, togliamogli il canone minimo, facciamogli pagare solo il consumo di quello che effettivamente arriva e soprattutto non li disturbiamo, lo posso dire in siciliano, non li inguaitammo, perché se li disturbiamo la gente ci verrà a dire scusatemi ma se io ho un contratto con te, il servizio sostitutivo quando non mi arriva l'acqua, me lo devi pagare tu, quello che noi vogliamo oggi con la nuova situazione che stiamo creando, con questo speriamo patto d'intesa che faremo con AICA. L'autobotte, il trasferimento su gomma con autobotte lo deve pagare AICA se è un servizio sostitutivo.
Se io sono uno sprecone, allora diciamo che il turno, non dovremmo parlare di turno perché l'acqua dovrebbe essere continuativa, se no Certo. qualcuno dice, che facciamo un passo indietro? No, ma siccome non ce l'abbiamo, se noi abbiamo un turno che è stato programmato in 6 giorni, io mi organizzo per avere acqua per 6 giorni, anche se non dovrei farlo e lì siamo pazienziosi e bravi. Però veniamoci incontro, io ho la cisterna, io ho la vasca, per 6 giorni sono a posto. Se io sono uno sprecone che mi faccio 40 docce al giorno o se consumo l'acqua nel giardino, quella che mi arriva da AICA, e ordino un'autobotte, pago il trasporto e l'autobotte, ma se al 6º giorno non mi mandi l'acqua, entro 24/48 ore, perché tu mi stai facendo un disservizio, non solo scatta l'indennizzo automatico che è previsto da ARERA e quindi mi devi rimborsare una sorta di risarcimento già previsto dalla legge, ma mi devi mandare il servizio sostitutivo a tuo carico, non a mio carico. Quindi tu mi paghi il trasporto e io ti pago l'acqua, a prezzo uguale a quello che mi avresti fornito. A oggi questo non è così. A oggi il prezzo che fanno sulle autobotti dell'acqua non è quello lì. Avremo modo di studiarlo adesso che ci manderanno i documenti, quando ce li manderanno, e poi vedremo se anche lì aprire un'altra questione che riguarda il costo delle autobotti, dell'acqua e delle tariffe. Questo è il problema, quindi non ci possono venire a dire che siamo sommersi. Siamo sommersi di guai, non di acqua. Chiaro, chiarissimo. Allora, Ci sarebbe anche la questione delle campagne, non la voglio dimenticare. sì, no, se la vuole dire, Sì, no, non la voglio dimenticare nel senso che ci sono altre 2 tipologie. certo, La tipologia di chi, pur essendo diciamo, servibile, che si può collegare, però ha tecnicamente l'impossibilità di avere l'acqua. Ci sono dei turni che vedono alla fine del turno delle case che sono diciamo così, in alto, l'acqua non ce la fa, non arriva pochissima e quindi non è sufficiente e devo comunque chiamarmi l'autobotte. E quello va normato. Ci sono quelli che sono poi le case fuori dalla cinta cittadina, quindi chi ha la casa, chiamiamola in campagna, ma non esiste più la campagna, esistono le zone residenziali. Certo, se ho una zona di campagna a 20 km è una cosa diversa, ma le zone residenziali fuori dalla cinta cittadina devono essere fornite dove non c'è assolutamente la conduttura, dove non c'è la rete idrica. Come mi chiedete di fargli fare i contratti? Cioè, ma contratto di che cosa? Cioè, io non ci arrivo. È stato anche lì, senza malafede, definito contratto fittizio, ma è già una contraddizione in termini, un contratto fittizio. Di cosa stiamo parlando? Cioè di qualcosa che non ha logica. Allora, io cosa ho proposto? Non io, Azione Civica, io e l'avvocato Licalzi, dentro Azione Civica proponiamo, fategli fare una registrazione. Scusi che dico, come si fa con Ikea? Si registra uno, dice, ce l'ha la carta, sì, numero A118. A118 gli mandi l'autobotte, se la paga, perché non sta pagando niente. Tra l'altro non deve pagare neanche smaltimento perché non c'è la rete fognaria. Quindi perché abusare della pazienza delle persone che sanno perfettamente, e questa secondo me è la vera logica, che non vanno da un avvocato per 200 euro di problema o per 600 euro di problema? Certo. Perché? Perché chiaramente la gente non si può permettere una difesa legale per queste piccole somme, quindi ne abusiamo. No. Lo fanno in buona fede? Mi dispiace pure se lo fanno in buona fede. E allora adesso noi ci siamo messi in testa di difenderli gratuitamente e di farlo come senso civico, perché è una soverchieria. Mi fai pagare un costo di spese amministrative e probabilmente anche un costo di sopralluogo, sapendo che non c'è la rete idrica. Allora perché io devo spendere 60 euro o 200 euro sapendo che questa è una cosa totalmente inutile? Anzi, tu mi dovresti dire, caro cittadino, sei un cretino, perché mi hai mandato una richiesta di contratto in un posto dove sai perfettamente che non c'è la rete idrica. E siccome sei cretino ti lascio perdere, però ti registro lo stesso. No che il cittadino sta impazzendo perché si sente veramente preso per la gola. Attenzione, lo dico, lo anticipo, non dovrei farlo perché le strategie processuali non si anticipano mai. Quello è un contratto, oltre che inutile e nullo, fatto in condizioni di necessità, in stato di necessità, nullo in radice. Quindi no, non è che voglio fare il bravo, però dico, lo sa chiunque che è così. Se io ti prometto 1 milione di euro in mezzo al deserto per una goccia d'acqua, io ho fatto una promessa nulla, perché comunque sai bene che in quel momento una goccia d'acqua non può costare 1 milione di euro. Certo. È uno stato di necessità. Mi fermo.
certo. Che poi tra l'altro l'acqua è un bene proprio essenziale, primario, quindi... Qualcuno poc'anzi ci diceva che potrebbe esserci addirittura l'interesse del Tribunale dei diritti dell'uomo. Chi lo sa? Certo. Chi lo sa? Io direi del Tribunale dei diritti del cittadino che paga e che comunque è costretto in regime di monopolio. E anche lì l'ANAC dovrebbe venire a fare una verifica perché questo regime di monopolio è corretto o è scorretto. Se io ho solo l'acqua, ce l'ho solo io, posso determinare tutto. È vero che dovrebbero seguire le regole di ARERA, ma anche questo lo vedremo quando avremo i documenti, se le tariffe sono state approvate, se non sono state approvate, quanto costa l'acqua, quanto costa la corrente, quanto costa il personale. Vogliamo vedere perché l'acqua deve costare X e non Y. Anche perché poi ci sono queste stranezze, no? Che l'acqua magari nelle case non arriva e poi si perde. Quella è un'altra cosa che evidenzia la non qualità del servizio ed è uno di quei parametri che ARERA valuta quando poi emette sanzioni nei confronti dei gestori. Allora, si parla di un debito di diversi milioni di euro. Se AICA è davvero in fallimento tecnico, come può assicurare il rifacimento di una rete colabrodo e rispettare gli standard promessi nei contratti? Bella domanda. Io posso dire delle cose, altre me le tengo per me. Certamente posso dire che se una società ha un debito così elevato, si parla di 29 milioni di euro, compresi gli interessi e altro, e non ho capito ancora perché non ho i documenti, c'è qualcuno che ce li ha, ma io volontariamente le dico che non ce li ho, perché li voglio ufficialmente. Non so se questo è un debito solo nei confronti di Siciliacque o sono tutti i debiti che hanno, che non lo so, lo scopriremo. Ma una società che da qualche anno compra l'acqua sempre allo stesso prezzo e invece vende l'acqua a un prezzo che lievita di anno in anno, come fa ad accumulare debiti? Cioè se noi dobbiamo andare all'equilibrio di bilancio, perché se è pur vero che è una società che non deve fare scopo di lucro, anche se in realtà lo scopo di lucro non significa non dividere utili, non significa non guadagnare, perché lì è un problema. È come le cooperative, sì, certo. Le cooperative guadagnano ma poi reinvestono nella propria attività. AICA altrettanto dovrebbe guadagnare a sufficienza per poter reinvestire sull'ammodernamento delle reti, sull'ammodernamento del servizio, sul migliore servizio e altro. Quindi questi ragionamenti che noi facciamo li vediamo e non li comprendiamo. Se io guadagno 1.500 euro al mese e ne spendo 2.500, è chiaro che c'è un motivo che mi mette nella difficoltà poi di pareggiare il bilancio. Allora la domanda giusta è in fallimento? Se uno ha un debito così elevato, se fosse un'azienda commerciale, credo che già qualcuno sarebbe intervenuto, qualche creditore, per fare l'istanza di fallimento. Perché comunque è un pericolo per il commercio generale. Il fallimento serve a bloccare un'attività di qualcuno che sta lavorando sui soldi degli altri. Quello è il fallimento. Io fallisco perché non posso pagare i debiti che ho accumulato nei fornitori e altro. AICA è la stessa cosa. Quindi perché Siciliacque fino adesso non ha fatto l'istanza di fallimento? Perché ovviamente si tratta di un gestore di servizio pubblico e quindi si sta cercando una soluzione, compresi i 10 milioni che forse sono diventati di meno, addirittura perché si sono presi questi 10 milioni dalla regione. Siciliacque si lamenta che invece ne hanno versati 1,8 milioni meno, vorrei capire perché, anche lì cercheremo di capire perché. Dice, ma voi che vi interessa? Ma siamo curiosi. Per curiosità. Allora, la domanda è fallimento tecnico? Il fallimento tecnico in realtà non esiste. Esiste un disavanzo di bilancio talmente grave che bisognerebbe attenzionare, ma soprattutto bisognerebbe capire, questo credo che il giudice lo capisca meglio di tutti, come risanare questo bilancio tecnico, questo disavanzo tecnico. Ora, sta a me fare questa operazione? Intanto con le carte in mano poi vediamo. Perché non è che se c'è Siciliacque che deve prendere 10 milioni di euro è grave, mentre se c'è un fornitore diverso, uno che ad esempio ha fatto un'impresa di lavori, che ha fatto dei lavori per AICA, che deve prendere 35.000 euro e niente. E per quello 35.000 euro possibilmente sono la differenza tra continuare a lavorare e fallire lui. Certo. Allora,
Sono tante le sfaccettature, questa è una domanda troppo complicata per poter ottenere una risposta secca, però se facciamo una valutazione oggettiva, se ho 29 milioni di euro o forse di più o qualcosa in meno, non lo so, ma certo non sono 5.000 euro, allora io mi devo fare una domanda e qualcuno ci deve dare una risposta. Per me è chiaramente una situazione che porta qualunque attività ad andare in liquidazione. Allora, l'articolo 14 dello Statuto assegna alla Sicilia la legislazione esclusiva delle acque pubbliche. Se la legge suprema dell'isola dice che l'acqua è nostra, come siamo arrivati al punto che un ente consortile può razionare la nostra dignità ignorando l'autonomia statutaria? No, è vero, lo Statuto prevede che l'acqua è siciliana, ma infatti noi utilizziamo l'acqua siciliana. Fino a diversi anni fa l'acqua era regolata, regolamentata, gestita dalla regione siciliana in linea diretta attraverso un ente che si chiamava EAS, Ente Acquedotti Siciliani, che gestiva gli acquedotti e quindi l'approvvigionamento e la distribuzione del prezioso liquido, si chiamava così. Poi ci fu una modifica in questo senso, entrò un gestore, chiamiamolo privato, ma in realtà non è così, non è proprio privato, perché è un gestore che si chiama Siciliacque, che ha preso il posto di EAS con una partecipazione, vado adesso a memoria, ma qui non rischio la querela, posso solo sbagliare i numeri, dunque dovrebbe essere il 75% partecipazione pubblica, quindi della regione, e il 25% partecipazione privata, che è invece appunto questo ente gestore privato, che di fatto però garantisce la governance e quindi attraverso quella governance, anche quella molto pacenziosa nei confronti di AICA, garantisce appunto la gestione della distribuzione ai vari consorzi, quindi è quell'ente che gestisce l'interscambio delle risorse idriche a livello sovraordinato, quindi a livello regionale. Quindi in realtà l'articolo 14 dello Statuto è rispettato, sono le nostre acque. È diversa poi la gestione idrica sul territorio, che dopo la fornitura che arriva dell'acqua da parte di Siciliacque, secondo la richiesta che viene fatta dai vari gestori, ci sono quelli che hanno più risorse proprie, nelle province magari, che ne so, di Enna, immagino che ci sia più acqua, acquistano meno acqua da Siciliacque e hanno un minore debito. Ma io ripeto, lo dicevo prima, lo ripeto ora, se Siciliacque ha venduto l'acqua allo stesso prezzo da qualche anno, perché noi continuiamo a indebitarci? Visto che comunque la risorsa è quella. Certo, io siccome non voglio sfuggire, perché come dicevo poc'anzi, prove a favore e prove contro, c'è un aumento sicuramente del costo dell'energia elettrica, che credo che sia una delle voci più importanti, perché le pompe di sollevamento, le pompe di gestione, tutto quello che è l'apparato non si regge solo sull'acqua, si regge su tutta una serie di cose. C'è un aumento del costo del lavoro, c'è l'inflazione, ci sono tante cose. Però il debito con Siciliacque così grande mi fa mal pensare. E allora o è Siciliacque che dice che ha fatto male i conti, tranne che, adesso faccio una battuta scema, nei contatori di AICA ci passa la stessa aria quando prendono l'acqua da Siciliacque e quindi lì c'è un problema di contatore, così come succede ai cittadini che purtroppo pagano spesso molta aria e poca acqua. Quello è un problema che accomuna, penso, tutti i siciliani. Ma guardi, è normale. Lo capisce un bambino che fa educazione tecnica alle scuole medie. Se io riempio un tubo d'acqua e lo metto in pressione, rimane acqua dentro. Se io invece poi lo svuoto perché tolgo la pressione, è chiaro che entra l'aria. Per cui quando arriva l'acqua non è che l'aria esce da qualche parte, l'aria viene pressata dentro il tubo e la prima cosa che passa è l'aria. Ci sono ovviamente dei meccanismi tecnici che dovrebbero nei contatori far uscire l'aria quando non è acqua e quindi puoi far passare solo l'acqua. Spesso questo non accade perché magari il calcare o altre cose bloccano. Adesso non sono un tecnico e non mi voglio trasformare in idraulico, anche se gli idraulici oggi ci sta arrivando. Forse sono più preziosi degli avvocati, sono molto meno gli idraulici e quindi più preziosi degli avvocati. Ma comunque diciamo che è chiaro che c'è questa ragione, non credo che ci sia aria nei tubi di AICA. Il problema è che bisognerebbe capire effettivamente la gestione complessiva di quello che è e perché si generano purtroppo continuativamente questi debiti.
Allora, in questa narrazione mancano spesso i protagonisti istituzionali. I comuni sono soci di AICA. Secondo la sua esperienza di consulente, i comuni sono davvero impotenti davanti alla gestione, al gestore, o stanno usando la burocrazia di AICA come scudo per non assumersi delle No, responsabilità? io non credo che i sindaci, tutti, compreso il sindaco di Canicattì, stiano sfuggendo al problema. No, mi rifiuto di crederlo. Mi rifiuto di crederlo anche perché credo, al contrario, che l'interesse di ogni primo cittadino è quello di farsi apprezzare per il lavoro che fa e non certo disapprezzare per essere complice, scusatemi, non mi denunciate, complice di un sistema che in questo momento non sta funzionando. È vero anche che purtroppo i sindaci non hanno il potere di gestione di questa situazione, perché sono soci e come tutti i soci delle società danno delle indicazioni quando si elegge la governance e poi aspettano i risultati finali della governance. Quindi credo che al momento in cui i sindaci si siederanno a tavolino e come assemblea, magari ecco, qualcuno potrebbe chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per farsi dare, visto quello che sta accadendo a Canicattì, che ripeto non è l'ultimo paese, non ci sono ultimi paesi, ma questo è uno dei più grossi. Come mai non sentono l'esigenza appunto di convocare un'assemblea straordinaria per capire qual è la ragione, ma soprattutto per capire allo stato dell'arte? Ma forse avrebbero dovuto farlo ancora prima, sapendo che c'è un debito così importante, cioè scusi, questa società di cui io sono socio e di cui partecipo, ripeto, tra virgolette, agli utili, perché sono utili che poi devono essere reinvestiti anche nel mio comune. Ma questi debiti da dove vengono? Perché non mi dai spiegazioni di quello che sta succedendo? Poi si rasserenano e vanno avanti. Ma se capiscono che questa gestione magari non è esattamente quella che loro si aspettano, ne traggano le conseguenze. Passiamo all'azione pratica. State preparando una class action. Cosa devono fare concretamente i cittadini di Canicattì per essere difesi? In realtà la class action, se la vogliamo chiamare così, non è necessariamente nei nostri programmi. Noi stiamo predisponendo quanto necessario per avviare delle azioni giudiziarie, che possono essere singole o appunto andare in class action, in ragione di quelli che sono i diritti che riterremo essere stati violati. Ne abbiamo già di diversi tipi, come dicevo poc'anzi, e quindi quali sono le cose che devono fare i cittadini? Ognuno nella propria autonomia potrà venire a raccontarci la loro esperienza, la loro doglianza, la loro problematica, anche la loro incertezza, farci vedere i documenti e quindi sottoscrivere, quando sarà eventualmente il caso, il mandato classico che si rilascia a un difensore. Da quel momento null'altro deve fare il cittadino se non raccontarci anche in corso d'opera quello che va succedendo. Noi speriamo di non arrivare alla class action o all'azione giudiziaria per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua. Quello sarebbe veramente una sconfitta enorme per tutti. Ci arriveremo sicuramente per quanto riguarda, se non mettono mano prima delle nostre quelle che saranno le prime diffide successive, bonus idrico, rimborso di quelli che sono i canoni che sono stati pagati in più e tutta una serie di cose che sono diciamo, nei fatti concreti, nei fatti civilistici. Quindi io sono convinto che la questione dell'approvvigionamento idrico, chiamiamolo normale, anche se non sarà mai normale fin quando non arriverà l'acqua tutti i giorni, ma diciamo nella emergenza meno emergenza. Allora a quel punto la questione di andare avanti con un'azione civile nei confronti di AICA si potrebbe interrompere per quanto riguarda l'approvvigionamento. Sulle altre cose, come tutti gli avvocati facciamo, sentiamo i clienti e proviamo gratuitamente però. A proposito, ecco, mi viene in mente una cosa che stavo dimenticando. Abbiamo deliberato con azione civica, il direttivo ha deliberato di predisporre e avviare quello che noi chiameremo sportello di ascolto del cittadino,
che ha sicuramente come primo interesse quello di vedere le questioni che riguardano AICA, l'acqua, le bollette e tutte le altre cose, ma non ci sottrarremo anche ad eventuali altre questioni che possono nascere per altre ragioni, per altri motivi, per altre questioni che hanno a che fare ovviamente con la pubblica amministrazione, non con i fatti tra privati, ma tra cittadini e pubblica amministrazione. Io per primo sto provando, non so se ci riesco, perché sono un po' arrugginito in questo, sto provando a iscrivermi a un master post-universitario, anche se ormai la laurea l'ho presa tanti anni fa, però è necessario per ottenere un titolo che si chiama di difensore civile. Io conoscevo il difensore civico che era nominato dagli enti pubblici, ma in questo è un caso differente. Pare che ci sia questa figura, io mi sto già interessando per andarmi a iscrivere a mie spese, lo sottolineo perché qualcuno dice ora con questo comitato si prendono i soldi, non paga niente nessuno, anzi ci abbiamo rimesso le fotocopie, infatti. le penne e devo dire anche i manifesti. Qualche cosa ma l'abbiamo fatto con tanto piacere perché comunque non sono quelle le cose, anzi queste sono quelle cose che ti danno soddisfazione personale. Ma secondo lei perché l'autonomia che una volta avevano i comuni è vista così di malocchio da... Cos'è che dà Eh, fastidio dell'autonomia dei comuni che si possono in qualche modo... Le rispondo forse sbagliando, perché prima avevamo tanti negozi dove ci andavamo a fare la spesa, dove andavamo a fare i nostri acquisti, c'era un rapporto più umano tra il negoziante e la persona che andava ad acquistare, c'era magari anche la possibilità di un piccolo credito, te lo porto il mese prossimo, e oggi invece tutti ci rechiamo in questi grossi colossi che drenano tutte le nostre risorse economiche, lì ci sarebbe da fare un'altra puntata, Sì. tutte le nostre risorse economiche le drenano verso multinazionali che poi ci rivendono con i nostri stessi soldi altri prodotti e ci impoveriscono. Allora l'autonomia a volte è negativa, perché stesso servizio spezzettato in tante cose non rende quanto un servizio unico, perché se lei va in un grosso colosso dell'alimentazione trova tutto dentro il supermercato, cioè dentro questo grande mega negozio. Prima doveva farsi 5 giri, un macellaio qua, il fruttivendolo là e quant'altro. Allora a volte diciamo che il sovrambito crea un'economia e crea un miglior servizio, anche se non crea necessariamente un'economia. A volte non è così, perché forse che io ho un problema e voglio qualche cosa di particolare, di più artigianale, nel negozio lo trovavo, nella grossa distribuzione no, perché si va per grandi numeri. Qui è la stessa cosa. Io sono per il ritorno per molti servizi all'autonomia comunale, perché, ripeto di nuovo, il sindaco è il più bell'incarico che si può avere nella vita, se sai ascoltare il cittadino e capisci le singole esigenze. Se invece arriva qui il presidente della regione, che deve pensare invece a dare una normativa o applicare una normativa per la generalità di tutti, spesso chi ha differenze in quella generalità non viene servito come dovrebbe. L'autonomia per me è un dato positivo, non è un dato negativo, ma c'è anche un altro aspetto, ma lì entriamo nell'ambito della politica un po' più ampia e non è questo forse il momento, magari con piacere in un'altra occasione quando parliamo di politica. È anche vero che i trasferimenti che vengono fatti ai comuni in ragione del fatto che hanno perso alcuni poteri, alcune autonomie, sono minori, quindi lo Stato si riappropria di alcune risorse, non le trasferisce ai comuni e le spende lo Stato. E siccome la guerra, e qui sì che uso questa parola, in politica è per chi spende i soldi, più i soldi restano accentrati, più è facile gestire potere e più è facile gestire amministrazione. A volte meglio, più volte peggio. La seconda. Il nostro format si chiama Terra Canisenti perché crediamo che la nostra terra non è sorda e che ci ascolti. Quindi oggi si assiste a questo paradosso atroce, vede le sue acque scorrere libere, come dicevamo prima, mentre dentro ci sono persone appunto che hanno problemi di acqua. E quindi lei che sta mettendo la faccia in questa Il faccione. battaglia, in questa battaglia, cosa si sente di promettere a quel padre di famiglia che ha difficoltà a casa e a quelle famiglie che hanno problemi? La risposta è complicatissima, ma parimenti facilissima.
Intanto io sono solito non promettere mai nulla, perché la promessa, anche se fatta con tutta la buona volontà, spesso si trasforma in una delusione. Al fine di evitare di dare una delusione a chi ha riposto fiducia in questo progetto attuale, ma anche io spero, e lo dico apertamente, l'ho detto sin dalle prime volte, nel progetto futuro di avere la possibilità, l'orgoglio, e mi permetta una parola un po' anche pesante, l'onore, di avere la rappresentanza della città di Canicattì, ma anche della provincia di Agrigento, e quindi di avere la fiducia dei cittadini per poter rappresentare della terra cannesente alla regione siciliana, magari con una linfa nuova, con una mentalità un po' più aperta, con una professionalità che nel corso degli anni magari ho acquisito, poi sarò il più asino di tutti, questo lo vedremo. Allora, in questo ordine io posso promettere solo una cosa: l'assoluta abnegazione, l'assoluta disponibilità, l'assoluta e totale sincerità e serietà nelle cose che facciamo. Cosa prometto? Nulla, perché già queste cose le faccio. Nel momento in cui io da oltre 20 anni che faccio la mia professione, sono sempre stato qui con lo stesso numero di cellulare, con lo stesso studio, con le stesse amicizie e con le stesse cose che ho fatto tutta la vita. Per cui chi ha bisogno di un conforto, di una pacca sulla spalla, di un consiglio o comunque di un'assistenza di carattere legale l'ho sempre ricevuto. Adesso anche per quanto riguarda questo nuovo argomento lo abbiamo sempre fatto apertamente e senza nessun tipo di voglia di accaparrarsi né clienti né soldi, al contrario. E quindi la promessa, che non è una promessa, è quella di continuare a essere esattamente quello che sono sempre stato. E questo vi fa onore a lei e alla... Speriamo di non deludere nessuno. Ve lo auguriamo anche noi, anzi ce lo auguriamo tutti, perché siamo alla fine poi tutti nella stessa barca. Grazie a voi per lei. tutto quello che state facendo. Grazie a voi per il lavoro che fate, perché purtroppo, ecco, ultima battuta, Sì. anche in quel caso, poco avanti parlavamo di autonomia, parlavamo di grosse catene, anche in questo caso sono scomparsi i format cittadini, le TV locali, sono scomparsi i mezzi di informazione. Adesso abbiamo solo i social che ci consentono di dare delle informazioni alla nostra cittadinanza. Anche i giornali oggi sono più, i cartacei sono molto diciamo rari e la gente le legge poco, perché le informazioni comunque vengono in maniera generica date dai format diciamo telematici. E il lavoro che fate voi è un lavoro molto importante, perché sono convinto che questo vostro format, se visto anche in questo caso da una persona, già è buono. Se visto da 100 è una cosa alla quale bisogna dare sicuramente importanza. Se lo vedono in 1000 nel nostro contesto, diventa un mezzo di comunicazione sociale e un servizio sociale molto importante. Io spero che voi andiate avanti, anche voi, con il coraggio di affrontare un percorso difficilissimo, perché risorse finanziarie, impegno, tempo, capisco che sono sempre minori e comunque ci si mette sempre del proprio. Quindi se da una parte io mi impegno e prometto di fare questo, voi dovete promettere di continuare a fare il lavoro che fate. Grazie, assolutamente. Grazie a voi. Buona serata, anzi buongiorno, visto che Buongiorno, siamo sì. a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie. Tocchi i nostri chianti e li trasmuti giuri, terra cava beni, pure che ti fa male, senza condizioni, si capaci d'amare, e resto terra mia, e resto terra mia, terra mia, terra mia.